La situazione è una situazione destinata ad aggravarsi perché abbiamo queste tute, abbiamo queste mascherine, ma non abbiamo delle profilassi vere di intervento e quindi comunque dobbiamo ricevere questi pullman che arrivano e arrivano sempre in orari serali notturni, stranamente, per essere poi collocati all'interno di strutture. Ma chi li riceve sono sempre le forze dell'ordine. In Veneto piovono profughi. Dopo i 457 di ieri, altri 250 arriveranno da noi dopo lo sbarco di Reggio Calabria e tutti se la prendono con il governo. Poliziotti, sindaci e perfino i rappresentanti del governo stesso. Credo che non abbiamo più possibilità di fare miracoli. La situazione è che noi non abbiamo più posti per riceverli. Sul versante dei sindaci, Achille Variati di Vicenza oggi ha detto che la minaccia di requisire edifici dell'amministrazione pubblica per accogliere i profughi è una forzatura che può portare solo al peggioramento della situazione. L'ex vicepresidente della provincia di Padova Roberto Marcato, Lega Nord, nega che sul territorio uganeo ci siano strutture pubbliche requisibili per ospitare i profughi. Assolutamente no, e se ci fossero me ne dimentico immediatamente. Il sindacato di poliziotti COISP ha manifestato oggi a Padova tutto il disagio degli operatori di polizia, messi di fronte al pericolo contagio senza strumenti adeguati di profilassi e protezione. La situazione ormai è al collasso. Noi siamo stanchi di pagare sulla nostra pelle e soprattutto far pagare ai nostri familiari i vari contagi che ci vengono fatti durante il servizio. Prima i 2 casi di Padova della settimana scorsa e ieri abbiamo saputo che c'è un altro caso di un collega a Verona che ha contratto la scabbia. Intanto il volontariato è in piena attività. In provincia di Padova, per esempio, la disponibilità ricettiva è di circa 200 posti e siamo quasi al tutto esaurito. C'è preoccupazione per i prossimi arrivi, ma i posti bastano. Questo non vuol dire che c'è un'emergenza sociale da qualche parte o in qualche punto, perché queste persone hanno, grazie anche alle risorse che tutti i cittadini contribuiscono a mettere a disposizione dello Stato, queste persone hanno un posto dove stare, come passare le giornate, non sono un'emergenza, c'è una soluzione a questo problema.